A 30 anni dalla sua morte è stato ricordato oggi il magistrato agrigentino originario di Canicattì, ucciso dalla mafia Rosario Livatino, alla presenza di tante autorità incontrate a Gasena. È stato Giuseppe Miceli, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Agrigento, che ha aperto l'evento con un suo ricordo. Alessandro Damiano, che ha impartito anche la benedizione ai presenti. Il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa, presente anche il questore Roseraci, il neocomandante dei carabinieri Stingo, don Giuseppe Livatino, l'ex presidente del Tribunale D'Angelo, l'assessore Totò Cordaro, in rappresentanza della regione siciliana. Sì, il 21 settembre del 1990, la mattina del 21 settembre, un vile attentato mafioso strappava la vita del dottor Rosario Angelo Livatino, sottraendolo così ai suoi familiari, ai suoi amati genitori, ma sottraendolo anche a tutta la nostra comunità, a questa provincia e a noi colleghi, a noi magistrati che tanto avevamo avuto e tanto avremmo avuto bisogno di lui in questi anni. Se il dottore Livatino non fosse finito tragicamente come è finito, cioè oggi sarebbe stato ancora in tribunale a lavorare in silenzio, in maniera schiva, sobria, altera ad ogni tentazione esterna, estremamente concentrato sull'esercizio della funzione giurisdizionale. Ecco, questa è la figura del giudice che noi vogliamo ricordare, lontano da altre figure che in tempi più recenti purtroppo sono venute alle cronache. Rimane tutto per chi vuole cogliere quella testimonianza ovviamente e quell'eredità. Molti ancora oggi parlano di Livatino, ma sono molto distanti anche dallo stile di vita e soprattutto ecco, dalla moralità di Livatino, che oltre ad essere ottimo cristiano è stato anche un ottimo magistrato, perché fedele alla Costituzione e fedele anche al suo battesimo. Ecco perché la duplice fedeltà ha fatto di lui veramente un magistrato, potremmo dire oggi, più unico che raro. Certamente ha lasciato un grande patrimonio in termini di valori, in termini di idee, in termini anche di azione giudiziaria vera e propria. Si dovrebbe solo raccogliere tutta la sua eredità e farne realmente tesoro. Oggi è un giorno particolare perché credo che ognuno di noi senta forte anche il peso di una grande eredità lasciata da questo esempio di magistrato, un esempio forse unico di uomo di fede e di uomo di legge. Ecco. Leggevo che lavorava con il codice da una parte e il Vangelo dall'altra. E allora questa è una terra che non avrebbe avuto bisogno di eroi, ma nessuna terra ha bisogno di eroi, però purtroppo non possiamo che dire che è un eroe, è stato un eroe, oltre che probabilmente sarà anche un santo. Quindi un esempio che non dobbiamo ricordare solo oggi, ha ragione anche il cardinale a dirlo, l'ha detto in una recentissima occasione, come faceva rilevare don Alessandro. Non dobbiamo avere bisogno di eroi, però dobbiamo ricordare una persona così ogni giorno. Questo deve essere un esempio soprattutto per i nostri ragazzi, una cosa che diciamo sempre, la ripetiamo, ma non è mai abbastanza. Un sacrificio portato alle estreme conseguenze. Non bisogna chiedere a chi serve lo Stato un sacrificio portato alle estreme conseguenze, bisogna chiedere con forza che chi rappresenta le istituzioni deve fare ogni giorno correttamente, con coscienza, il proprio dovere. E quindi questo, da questi comportamenti virtuosi, se ci saranno, deriverà anche uno scatto di questa nostra società e di questa nostra comunità. Io credo che dovremmo essere in tanti a crederci e così ce la potremo anche fare. Assessore Cordaro, oggi qui si ricorda Livatino, 30 anni, lei rappresenta la regione siciliana. Sì, io ho l'onore di rappresentare il Presidente della Regione a questa importante manifestazione che vuole commemorare un grande uomo, un uomo buono, un grande magistrato, un servitore dello Stato, ma